Eder. Mech. Pallister. In un video di molto tempo fa, penso addirittura oltre 2 anni fa, avevo stimato come punto possibile per un incontro tra Sebastiano e Liliana i giardini Muzio de Tomasini, dove Liliana giungeva alle 9:12. Oggi naturalmente noi sappiamo che proprio in quell'orario, alle 9:12, Sebastiano spegne il telefono. Allora, se Liliana avesse camminato alla mia velocità, si troverebbe proprio a questi giardini, a 5 minuti soltanto da via Cesare Battisti e dalla Wind, e in un punto anche compatibile per svoltare e proseguire verso via Casimiro Donadoni 36, dove Sebastiano quella mattina si reca. In alternativa però le ore 9:12 potrebbero anche essere il momento in cui Sebastiano spegne il telefono per iniziare a dirigersi verso Liliana. C'è anche un'ulteriore ipotesi da considerare, visto che comunque la simetta le cose tendono a non quadrare. Liliana potrebbe essersi diretta verso la Wind sostanzialmente per 2 ragioni. Una, Sebastiano le aveva tolto i telefoni, effettivamente questo è compatibile col fatto che lei li lascia a casa, e allora lei quella mattina di urgenza andava a comprare un nuovo telefono per poi passare da Sterpin. Altra ipotesi, visto che si era litigato per il regalo alla nipote, che avessero proprio un appuntamento per andare a comprare un telefono magari un po' più economico rispetto a quello per cui avevano litigato qualche giorno prima. Sebastiano potrebbe così aver proposto a Liliana di andare a comprare un telefono alla Wind con una tariffa legata a una SIM, o in alternativa, dopo aver detto così, potrebbe averla presa a bordo con l'idea di portarla in piazza Garibaldi, dove c'è il suo famoso amico che, da quello che si dice in giro, i telefoni non glieli faceva nemmeno pagare. Tuttavia con questa storia in realtà potrebbe averla convinta a raggiungere lui al magazzino, egregissimo magazzino di via Casimiro Donadoni, ed è per questo che adesso dai giardini, punto X di un possibile incontro tra lei e il marito, ci dirigiamo a piedi verso l'egregio studio più famoso di Trieste, così vediamo anche in questo caso a piedi Liliana a che ora sarebbe giunta lì. Quindi teniamo a mente in questo tragitto anche il fatto che piazza Garibaldi poi si troverebbe a soli 700 metri da via Donadoni. Questo potrebbe essere anche un buon motivo per il quale una camminatrice come Liliana potrebbe decidere di fare a piedi questo tragitto, della distanza di circa 1,6 km. Il telefono che adesso che viene ricontrollato, che è stato appunto riscontrato dai miei consulenti, che ringrazio, che era un altro telefono, perché lui quando ha regalato il telefono alla youtuber, quello suo originale, cosa ha fatto? Ha comprato un altro uguale e ha tenuto quello dopo è stato dato alla polizia, non quello che appunto dopo ha portato la youtuber. Vabbè Sergio, figurati chi è che non regala un telefono a un'amica leggermente in difficoltà o a Fulvio Covalero. La polizia là non ha controllato niente, bastava guardare il numero. Il codice email che tra l'altro il telefono trasmette alla cella. Il numero di serie, sì. Non si può pretendere che facciano tutto subito in poco tempo. E questo dopo 4 anni. Ma perché Sebastiano sembrava un insospettabile. La procura adesso faccia qualcosa e sono veramente più bravi, più celeri, non lo so, io lo spero. E che fermino anche Visentini che sta andando in giro a promulgare l'anarchia, a raccontare quello che vuole. Non si è mai indignato a niente, neanche quando hanno trovato sua moglie, mia sorella, che hanno fatto il sopralluogo, che il medico là, come ha detto Sterpino, ravanato, coi capelli, tutto, era sua moglie. Non si è indignato di niente, neanche quando l'operatore ha detto che gli ha rotto l'osso, la T2. Ma come ma uno non si arrabbia? E tutto gli passa sopra come se fosse normale. Ore 9:16 e 31 del mattino ipotetico di Liliana Resinovic, siamo arrivati in questo punto dove girando imbocchiamo via della Ginnastica. È un punto importante perché qui c'è una delle pescherie dove quella mattina Sebastiano è passato. Il proprietario Livio disse la famosa frase: Sebastiano quel giorno mi disse che sarebbe mancato per un po' di tempo. Forse doveva fare un viaggio. Questa frase mi ha aperto un mondo, tanto che la tesi di criminologia che ho fatto su Liliana l'ho conclusa con una ipotesi che a questa si riferiva, ovvero che Sebastiano quel pomeriggio stesso, forse massimo il giorno dopo, si sarebbe allontanato con la scusa di andare in Slovenia in bici con Liliana
e lì poi avrebbe detto che lei era sparita, magari caduta in qualche dirupo sulle montagne. Poi tra inquirenti italiani e sloveni si sarebbe creato il solito dialogo difficoltoso, quindi nessuno avrebbe fatto indagini particolarmente accurate, anche se già in Italia non si erano fatte accurate. Quindi la frase detta a Livio poteva essere un indizio importantissimo. Poi Claudio Sterpin però, allarmandosi in modo istantaneo e innescando subito Salvo e Gabriella, potrebbe avergli fatto saltare questo ingegnoso e fantasioso piano, tanto che, come abbiamo sempre detto, il ritrovamento e il posizionamento di Liliana all'ex OPP sembra più frutto dell'improvvisazione che di un piano preorganizzato. Probabilmente appunto è stata improvvisazione dovuta al piano originale che è andato storto, e questa appunto è la famosa pescheria di Livio, la stiamo vedendo adesso, ed è sul tragitto di quella mattina nell'ipotesi che Liliana si rechi a piedi in via Damiano Chiesa. Qualcuno ha pensato che Liliana sia stata messa nel freezer di una di queste pescherie, ma giustamente l'osservazione corretta da fare è che il corpo di Liliana in quel caso avrebbe conservato l'odore di pesce. Quindi Livio con la sua frase poteva inguaiare Sebastiano, il che ci rassicura, perché Livio era amico di Sebastiano su uno dei profili strani di Sebastiano, uno di quelli in cui lui aveva tantissime amichette un po' particolari, tra le quali Alina Trash, che sia Sebastiano che Livio avevano come amica comune. Tutto ciò accadeva pochissimi giorni prima della sparizione di Liliana e a pochissimi metri dall'egregio studio di via Donadoni. Alina Trush, cosa è successo davvero Trieste, 1 dicembre 2021. Alina Trush, 43 anni, cittadina ucraina, viene trovata senza vita nel suo appartamento di viale Gabriele D'Annunzio, 48. A scoprirla il personale della procura, che si era presentato per notificarle un atto. Poiché non rispondeva, intervengono i vigili del fuoco per l'accesso forzato. Sul posto arrivano polizia, scientifica e medico legale. Sul corpo non risultano segni evidenti di violenza. Le prime piste. Nelle ore successive gli inquirenti non escludono nulla: overdose, gesto volontario, fino all'ipotesi di un delitto. Il contesto personale è delicato. In passato Alina aveva denunciato minacce e violenze, motivo per cui quel giorno le autorità devono notificarle un provvedimento. Alcuni vicini riferiscono di liti e urla nei giorni precedenti. Gli esami e l'esito. Tra dicembre e gennaio si svolgono autopsia ed esami tossicologici. Ad aprile 2022 arriva la conclusione medico-legale: morte per overdose da farmaci oppiacei. La magistratura esclude responsabilità di terzi e archivia il fascicolo come decesso non violento. In sintesi, il giallo di Viale D'Annunzio si chiude come overdose, nessun trauma compatibile con aggressione, dinamica spiegata dall'assunzione massiccia di sostanze. Resta il ritratto di una storia personale fragile, già nota alle forze dell'ordine per precedenti interventi. Trieste è grande, ma per coincidenza tutto ciò avviene a soli 200 metri dall'egregio studio di via Donadoni. Alina sarà pur morta così, però naturalmente, vedendo come sono state fatte le indagini nella vicenda di Liliana, adesso viene da dubitare un po' su tutto. Ciò accadeva solo 13 giorni prima della scomparsa di Liliana. Sebastiano, invece, parliamo di cose importanti. Ma Barzan davvero vuole diventare il tuo consulente? Siete amici? Amicizia, conoscenza, che c'entra amicizia? Ah, ti basta poco allora per uscire con la gente, basta una semplice conoscenza. Siamo visti una sera, abbiamo mangiato qualcosa e poi dopo ciao. Una cena e dopo ciao, per cui praticamente sedotto e abbandonato. È strano, perché naturalmente tutte queste frequentazioni fanno pensare che ognuno di voi abbia semplicemente un piano volto alla visibilità mediatica. Cosa c'entra? Chi ha mai parlato con lui di queste cose? Parlavate di Sterpin? Parlavamo di altre cose, tutt'altro. Io veramente sono stanco di vedere queste pagliacciate che lui propone quotidianamente e non capisco perché appunto gli si dia ancora opportunità di comportarsi in questa maniera, e anche nelle televisioni nazionali, private, del servizio pubblico. Io non capisco. Misteri televisivi. Sono a disposizione se vogliono sentirmi, se vogliono avere qualche delucidazione. Sono sereno, tranquillo. Tutti gli esami sono stati fatti sulla GoPro. Molte volte ho portato la GoPro, loro l'hanno scaricata sul computer. Ma non è che Sebastiano faceva le riprese con la GoPro anche all'interno della questura quando doveva provarla? E a me lo chiede. Lo so, ma Sebastiano mi ha bloccato su Facebook a gennaio 2022. A chi? Ma sì, ma non sicuramente quello che fa la procura. A me mi chiedono cosa fanno.
Ma per l'amor di Dio. Le indagini stanno continuando sul suo telefono e potrebbe esserci su qualche registrazione che lui non sapeva di avere. Ma anche questa è una domanda trabocchetto, perché non ho idea. Magari dopo tante delusioni un colpo di fortuna? Che venga, sì, ho capito. Qualsiasi cosa che venga sarà meglio che niente, ma poteva venire 3 anni e mezzo fa, l'ho già detto 1000 volte ormai. Io sono convintissimo che tutta la nostra storia, lo ripeto per la 100ª volta, saranno tutti annoiati di sentirla, di risentirla. Io ho raccontato tutta la nostra storia, tutta, la mattina del 15 dicembre del 14, per capirci. Questo è successo. Tutto il resto è in qualche maniera contorno che doveva essere ricercato e scoperto già da subito, non lo è stato, sarà interessante capire perché. Non so, tutto può essere, cioè io sono convinto che se lo avevo in mano io a fare tutto quel che volevo, semplicemente chiudendoli in una gabbia e dandogli da mangiare e bere solo dopo che ha confessato, a quest'ora sapremmo già tutto, sapremmo. Io l'avrei messo in un posto sicuro, senza mangiare e bere, se non dietro, prima, il racconto di tutto quello che sapeva, tutto là. Lo potevamo mettere nelle celle segrete di un castello. Diventa una tortura, ma io probabilmente, essendo io quello che conduceva le indagini, non mettevo una persona sola, probabilmente ne mettevo, ma forse anche una mezza dozzina, ma non spettava a me fare le indagini. Non sono stato pagato io per fare le indagini di questo caso. Spettava ad altri, secondo me. Basta. Però purtroppo se certe cose non le fa nessuno. Fine a tutto il discorso. Sebastiano ha detto dall'inizio non vuole fare il ping pong con me. E io sono qua, mani dietro la schiena, che non voglio fare il ping pong con lui, punto. Non è compito mio. Le ricerche ci hanno dato ragione, ma non è una soddisfazione aver avuto ragione su questo, perché comunque Liliana non torna, comunque Liliana è stata massacrata, soffocata e imbustata, quindi non è una vittoria questa, semplicemente noi conoscevamo Liliana, forse meglio di lui. Questo non credo, perché sicuramente Sebastiano la vedeva più spesso di altri. E invece l'impronta del guanto cosa dimostra? Intanto dimostra che Liliana, cioè nel sacco non ci sono impronte di Liliana, né fuori né dentro, il che è impossibile, perché tutti quanti possiamo fare una semplicissima prova col sacco dell'immondizia a casa, non serve quello grande, basta anche quello piccolo, no? Che sia l'impronta di un guanto o che sia l'impronta dei suoi jeans, non cambia niente, perché comunque da sola non si è infilata in quei sacchi. Perché appunto non c'è neanche un'impronta di Liliana, né dentro né fuori. Liliana è stata comunque uccisa, picchiata selvaggiamente, soffocata e impacchettata. Non è stata sicuramente lei a fare tutto questo. E quindi che ci sia o non ci sia l'impronta, che sia dei jeans, che sia di un guanto, a noi non ci interessa niente. Alla fine Sebastiano è stato indagato. Ricordiamo che il garibaldino annunciò ciò 2 o 3 giorni prima che accadesse. Avendone indovinate troppe, poi è sparito. Io su questo non ho niente da dire, dico soltanto che se hanno fatto questo atto specificando proprio il modus operandi dell'eventuale assassino e ha iscritto Sebastiano in questo registro, secondo il mio punto di vista qualcosa in mano di più di quello che sappiamo c'è. Alcuni oggetti sospetti forse provenivano da via Verrocchio numero 2. Le lampante che provenivano da casa, i sacchi stavano nel sottoscala della donna delle pulizie, i sacchetti della Conad stavano in cucina, il cordino stava nel cassetto della cucina, comparso dopo che è stato fatto il prelievo del DNA. Cioè sono indizi, ok, che qualcuno mi venga a dire che ce l'abbiamo con Sebastiano, che lo vogliamo colpevole a tutti i costi, per l'ennesima volta rispondo che ha fatto tutto da solo, con le 1000 bugie, con le 1000 contraddizioni, con i 1000 depistaggi. Se lui si è attirato a sé tutte queste cose, diciamo così,
qualcosa sotto c'è, qualcosa a cui lui non vuole che si arrivi. Sebastiano si è sempre mostrato troppo sicuro e i conti non sono mai tornati. Evidentemente non ha agito solo. Non ha fatto questa regia tutto da solo, è stato aiutato. Chiaramente però nessuno si fa coinvolgere in un omicidio se non ha delle validissime ragioni. Io credo che ci sarà, perché arriverà una chiusura indagini, il pubblico ministero farà una valutazione di tutti gli elementi raccolti. Io ritengo, perché ci abbiamo battuto tantissimo, noi come difensori, i vari consulenti, abbiamo un dato e questo ritengo che sia certo. Liliana è stata uccisa e chi dice il contrario sta prendendo in giro Liliana stessa e la verità. Perché secondo noi Liliana, e ce lo dice una consulente che ha partecipato, ce lo hanno detto i consulenti di Sebastiano, ce l'hanno detti i consulenti di Sebastiano in un primo momento, ora si sta cercando di dire anche il contrario, vedremo cosa dirà la Cassazione, ce lo ha detto il giudice per 2 volte perché è stata accolta in opposizione, è stata rigettata la richiesta di una nuova perizia, questo è un dato certo, Liliana non si è suicidata. Poi chi, perché, come, quando vedremo, si stanno facendo tutte queste indagini che prima non sono state fatte. Parliamo di omicidio. È stato Sebastiano o no? Non lo deve stabilire l'avvocato Cozza o la difesa dei parenti di Liliana. Claudio spesso si lamenta degli acciacchi dell'età, ma la figlia gli dice guardati allo specchio e guarda come sono gli altri e lui allora così si tira su. Sì, quando verrà fuori la verità, sì, no, recito come neanche Albertazzi non mi batte, per cui soprattutto in questo ultimo periodo sono, meglio, soprassediamo, dicevano, soprassediamo. Allora, d'accordo senz'altro che Liliana è stata uccisa, lei non può essersi suicidata, l'ho detto da subito, anzi, considero, l'ho già detto con altre parole, adesso voglio essere più leggero, considero persona di scarsa intelligenza solo chi parla o pretende di pronunciare una parola, suicidio. Lo fanno. Per suicidarsi uno deve morire. Liliana in quel punto non poteva morire né quel giorno né mai, perché sarebbe stata spolpata dai cinghiali che lì c'erano. In quel posto maledetto sono passate 50.000 persone, eccolo. Alle ore 9:26 e 27 dell'ipotetico mattino di Liliana siamo giunti davanti all'egregio studio di via Casimiro Donadoni numero 36A. Questo è un posto importante. Sebastiano inizialmente omette di riferire agli inquirenti di averne il possesso, poi si dirà che lo fece solo perché voleva difendere la sua attività da un eventuale controllo della finanza. Grande mistero, nello stesso portone praticamente abita una persona che è stata la seconda proprietaria dello scooter che la mattina del 14 transiterà più volte a pochi centimetri da Liliana Resinovic. L'idea che Liliana possa aver raggiunto qui Sebastiano è suffragata dal fatto che fino alle 10:15 di quella mattina un minimo di consumi elettrici ci sono, dopodiché praticamente tutto si azzera e il telefono, ricordiamo, è spento, per cui Sebastiano potrebbe essere arrivato, potrebbe aver iniziato a lavorare, dopodiché raggiunto dalla moglie ha staccato tutto ed è andato chissà dove, o meglio, secondo gli inquirenti è andato al boschetto.
Uno dei momenti più incredibili nella storia di Liliana Resinovic è quello legato alla Galleria Rossoni. Qui il genio di Sebastiano arriva a concepire un piano diabolico. Sebastiano farà infatti credere agli inquirenti di essere passato la mattina del 14, proprio nei minuti in cui probabilmente si incontra con Liliana, ed in realtà era passato la sera prima senza farsi vedere da nessuno. Ma è possibile introdursi in questa galleria senza farsi vedere da nessuno? Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. 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 Quindi, come vediamo, il posto è molto dispersivo, ha tra l'altro un ingresso posteriore. Come ormai tutti sanno, in questa galleria c'era una pescheria e Margherita, che era l'addetta al taglio del pesce, la mattina del 14 trova dei coltelli portati lì in precedenza e quindi Sebastiano era già passato la sera prima. Sarebbe molto importante chiedere a Margherita se ricorda vagamente come fossero questi coltelli, a parte che lei ricorda che quella era la prima e unica volta in cui questi coltelli non erano taglienti, e poi chiedere la stessa cosa a Mihaela, che è la rumena da cui Sebastiano andò a cena la sera del 13, quella da cui si fece restituire 2 coltelli, cercare di capire se questi coltelli fossero gli stessi, magari trovando degli elementi in descrizione compatibili. Intanto stiamo salendo anche al secondo piano della galleria. Infatti, nei minuti in cui Sebastiano la sera del 13 passa dalla galleria, tutti gli addetti sono su perché c'era una degustazione di vini, anzi in realtà era appena finita e stavano sistemando.
Quindi nella fascia oraria in cui Sebastiano va, e probabilmente va anche perché è a conoscenza di questa informazione, tutte le altre attività sono chiuse, risultano presenti solo 2 persone nella galleria che sono impegnate al piano di sopra, ragione per la quale per Sebastiano poteva non essere così difficile riuscire a entrare, depositare i coltelli e andare via senza essere visto. A Trieste comunque la gente non è tranquilla. Margherita non ha ancora voluto dirci se ricorda qualcosa dei coltelli e vediamo se Miaela ha intenzione di dire qualcosa o anche lei di tacere, speriamo non per sempre. Buonasera, mi scusi se la disturbo, lo so che magari l'avranno già disturbata altre persone. Stiamo facendo una ricerca e abbiamo bisogno solo... Va bene, ok, non attento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.